La trachite è una pietra nobile che si trova nei colli euganei, si chiama trachite euganea proprio per questo motivo, scoperta dai Romani e poi utilizzata molto dai Veneti. Non solo Piazza San Marco, stanno scorrendo le immagini dei principali lavori che i 4 cavatori a cielo aperto della trachite hanno realizzato per il nostro Veneto, Friuli, Venezia Giulia. Piazze come Oderzo, San Vito, al Tagliamento, Sacile per parlare del Friuli, ma anche per parlare del Veneto, di Treviso, di Padova, piazze, ponti, il ponte di Calatrava, il ponte delle Guglie, le piazze principali del Veneto, monumenti importanti, abbazie, chiese, basta andare a vedere a Monselice, a Este, ma non solo negli altopiano di Asiago, in montagna, dappertutto si utilizza questa trachite nobile. Sono rimaste 4 cave a fornire la trachite a cielo aperto e una in galleria. Ora, la recente decisione del Parco dei Colli Euganei, ma anche della Regione del Veneto, e suffragata da un parere errato, profondamente viziato del sovrintendente Tinè, viziato perché si basa sul concetto che il MAB UNESCO avrebbe vietato gli scavi di trachite, cosa che non è assolutamente vera. Quindi se non diamo più la trachite ai cantieri in corso, questi cantieri si fermeranno. Si fermerà quindi Venezia, si fermerà Chioggia, si fermerà Treviso, si fermeranno presto altri cantieri che sono in corso di realizzazione, con gravi danni ai nostri operai, alle maestranze, alle aziende. Danni enormi per la storia e l'identità. Allora io dico, stiamo vedendo le immagini di quanto è stato realizzato oggi in trachite nella storia, ma anche oggi è realizzata con questa grande pietra lavica che ha la caratteristica di non essere scivolosa e quindi va bene per l'umidità, va bene per il muschio, va bene per gli ambienti umidi di Venezia, va bene per la regione Veneto, per il Friuli Venezia Giulia Veneto, per tutto quello che oggi è trachite. Io dico che c'è stato un grosso abbaglio. Purtroppo non sempre gli ambientalisti, sono anch'io in primis un ambientalista perché difendo l'ambiente, difendo la storia, difendo il patrimonio veneto. Pensate che la stessa soprintendenza che ha negato la coltivazione della trachite, i progetti della trachite, è fatta in trachite. Andate a vedere a Padova il palazzo e continua a commissionare opere in trachite, quindi la mano destra non sa quello che fa la sinistra. Io credo che il parco sia importante, stiamo sorvolando, vediamo 90 chilometri di parco dei Colli Euganei, non sono 4 piccole cave che stanno facendo i ripristini a deturpare l'ambiente. Le 4 cave di trachite nobile che sono rimaste a cielo aperto, tutelate dalla legge regionale e nazionale. Non c'è scritto in nessuna parte che le cave debbano operare in galleria. Dobbiamo assolutamente riprendere il dialogo con il Parco dei Colli Euganei. Abbiamo chiesto un incontro con il governatore Zaia e questo incontro non è ancora venuto. Si rifiuta il presidente di parlarci. Credo che ci siano dei problemi, non capisco quali, ma sicuramente basati su una mala interpretazione della realtà e delle aziende che operano per la trachite. Io credo che le porte debbano rimanere aperte e che ci sia al più presto un incontro per chiarire che non possiamo deturpare i monumenti, la storia della Serenissima. Se dobbiamo essere identitari, presidente Zaia, dobbiamo anche dimostrarlo nei fatti e non solo a parole. Identitari significa anche piazze e monumenti, abbazie, chiese, ponti, masegni di Venezia. Cosa fa Venezia senza i suoi masegni? Vi rendete conto che state distruggendo uno scrigno mondiale senza la sua pietra fondamentale per la sua identità e la sua esistenza? Dobbiamo risederci a un tavolo, presidente Zaia, trovare una soluzione a 360 gradi perché si possa di nuovo riprendere al più presto l'estrazione di questa nobile pietra. Non ho mai visto tanto male attorno a questa trachite. C'è qualche forza, qualcuno che blocca qualsiasi tentativo di dare dignità ai nostri monumenti veneziani. Sono forze
che fanno paura a chiunque approcci questo tema. Qualsiasi politico che favorevole alla trachite inizia, poi alla fine viene allontanato. Sto facendo analisi dettagliate per capire quali sono le forze del male che in questo momento vogliono distruggere Venezia, Piazza San Marco, i monumenti, le chiese, i ponti, i masegni della nostra beneamata città. Qualcuno vuole, con argomentazioni pretestuose, distruggere le cave di trachite. Qualcuno vuole e pretende che una sola cava in galleria possa bastare ai bisogni di tutta la nazione veneta. Questo non è possibile perché il materiale serve e ce ne vuole tanto. Non possiamo sostituire la nobile trachite con plastiche, pietre di altra natura che andrebbero a compromettere l'entità e l'estetica del monumento stesso. Se un monumento in trachite non possiamo farlo metà in porfido e metà in trachite. Né possiamo buttare via la nobile trachite per mettere porfido. I lavori in corso sono in trachite e la sovrintendenza da un lato richiede la trachite e dall'altra la boccia. Non si vedono spiragli, le aziende chiedono incontri e i politici se ne vanno. Bisognerà aspettare l'intervento della magistratura, perché solo la magistratura potrà dire che queste leggi sono state violate. La legge regionale 13 all'articolo 32 è stata violata, come è stata violata e non rispettata la legge 1097 dello Stato italiano. Pendono i ricorsi su questo argomento e speriamo vivamente che ancora una volta in questo paese la magistratura faccia giustizia. Viva San Marco, viva la trachite e viva Venezia.